Allora, siccome la foto del poliziotto che è salito sulla pancia della ragazza ha fatto il giro, e io vi faccio vedere, continuo a farvi vedere queste foto per dire se magari sono diverse da quella che abbiamo visto. Se la regia mi propone la foto ne sarei molto molto grato. Vedete il calcio che si becca in faccia a sinistra e vedete invece a destra un altro esponente delle forze dell'ordine con attorno questi scalmanati. Oh mamma mia, dico io, perché non ci fanno vedere anche queste foto? Perché continuiamo, no? Qualcuno può dire, ma se fai vedere queste foto, insomma, violenza chiama violenza. Ma chi ha iniziato a scatenare la violenza? Allora bisognerebbe essere corretti anche ai colleghi. Quando si fanno vedere le foto magari di un poliziotto che sale sulla pancia di una ragazza, si fa vedere anche un poliziotto che non mi pare abbia 20 anni, che riceve un calcio in piena faccia, o un altro a terra, attorniato da quegli imbecilli che vedete, con tanto di casco, con le facce, diciamo così, travisate, e poi mi dicono che sono democratici. Vabbè, noi le facciamo vedere perché siamo corretti, ma questo, lo dico a Raffaele Padrone, segretario generale dell'UGL Sicurezza Friuli Venezia Giulia, mi perdoni, crea ovviamente un'ulteriore divisione tra le forze dell'ordine, messe sempre in discussione e criminalizzate. Innanzitutto questo che ha fatto vedere lei, guardi direttore, mi solleva, perché sono indignato di vedere trasmissioni, ore di trasmissione su video che passano nel web, nelle tv, solo delle azioni della polizia, cioè la polizia quando si difende. Non fanno mai vedere, come ha fatto vedere lei, la polizia che viene attaccata, e questo è un esempio. Guardi, noi dobbiamo garantire l'ordine pubblico durante le manifestazioni e le manifestazioni democratiche. Allora ditemi cosa c'è di democratico quando esiste una legge, la 152 del 75, poi siamo andati a votarla nel 78, che è la legge reale che vieta l'ingresso nelle manifestazioni pubbliche con volto coperto, semicoperto addirittura, anche chiaramente indossando dei caschi. Quindi dov'è la democrazia? L'altro giorno qua sono passati, faccio l'esempio di Pordenone, l'Electrolux, ci hanno avvisato in 30 secondi, dovevamo essere pronti perché l'Electrolux aveva deciso di occupare la strada. Bene, questa è la democrazia. Sono venuti fin qua, mi pare. Bene, sappia che ci hanno chiesto durante il corteo di poter cambiare il loro itinerario. Nessuno li ha manganellati, perché nessuno era col casco dei manifestanti. E nessuno bulloni, petardi, è arrivato con spranghe. Allora vede direttore, a me mi indegnano queste cose. Poi io volevo dire una bellissima cosa. Nel 2013 c'è stata una notizia che è girata sul web. Non so se il nostro telecamera. Benissimo, qua dice rifiuti, procura di Napoli chiede rinvio a giudizio per il capo della polizia, Pansa. Bene, nessuno dei suoi uomini, signor capo della polizia, l'ha chiamato cretino, mentre lei l'ha fatto immediatamente dopo, e c'è stato il collega che è andato a costituirsi, quando si è visto, no, a costituirsi, ha detto oh, ma quello sono stato io, ho fatto non se n'era neanche accorto. Allora, non solo, volevo sapere quante persone dei manifestanti sono andati lì a dire ah, sono stato io a lanciare il petardo. Buona Pasqua. Buona Pasqua a voi, grazie direttore, Raffaele grazie Padrone, a tutti. Grazie. Allora...